Amici bellini, c'è stata una mini conferenza, non è una conferenza, la presentazione insomma dei ragazzi nuovi alla stampa e ai tifosi, quindi Nathan e Cajuste, e poi dobbiamo parlare di altre cose che ovviamente girano e quindi dobbiamo parlare. Cominciamo! Allora, dando il benvenuto a Silvia Castagnetti, benvenuta Silvia, e se qualcuno è nuovo, io mi devo sempre ricordare che qualcuno può capitare per la prima volta sul canale qua per caso, e allora benvenuto a te. Ti puoi iscrivere al canale, che è una cosa gratuita, come sono gratuiti i like, che a me fanno onore e piacere, gratificano per il lavoro fatto, e io ringrazio sempre i miei grafici che mi danno una mano, quelli collaboratori, tutti. Allora, la fretta incredibile. Grazie a tutti, finite le domande, ciao. Subito la cosa così, andiamo con calma, con una brabata. Tra l'altro notizia, ovviamente, perché ragazzi ci siamo, ve lo dico subito, domani facciamo una live, me l'avete chiesto in tanti, facciamo una live pre-gara dove parliamo di tutto quello che volete, facciamo un'analisi e probabilmente ci allarghiamo e facciamo anche una griglia pre-fine mercato. Uno si deve sbilanciare e deve dire questi arrivano primi, questi arrivano secondi, così a caso si deve fare. Quindi c'è già il link della live di domani e già potete già lasciare i like preventivi e ci divertiamo domani in live. Domani però ci deve essere anche il video della conferenza di Garcia, perché parlerà, guardate come parla in fretta, perché il Napoli lo sa che così mi devo svegliare prestissimo e mi mette in difficoltà. Ma io non mi fermerò mai, non mi fermerò assolutamente mai. Ci svegliamo alle 6 del mattino e seguiamo la conferenza di Garcia, che speriamo anche sarà un pochino più pregna rispetto a quello che hanno chiesto a Nathan e a Cajuste. Questa è un'altra cosa, ne parliamo dopo, Questo dobbiamo purtroppo parlarne, perché se lo dico io è un conto, se lo dice Tancredi è un'altra. Allora, si comincia con Nathan, tra l'altro che bellino. Faccio i complimenti al Napoli, i complimenti quando sono doverosi vanno fatti. Primo, per averla fatta sul canale YouTube ufficiale, bravi, bravissimi, che ci vuole, bravissimi, così tutti lo possono seguire nel mondo. 2, l'interprete, allora, bravissimo, parla almeno un paio di lingue, perché uno l'ha fatta in inglese, l'altro l'ha fatta in portoghese, insomma in brasiliano, va benissimo. Velocissimo, perfetto, e soprattutto è uno che capisce di pallone, e lo vediamo dalle risposte che dà, non cerca di capire la parola e se ne va per un'idea, è uno che di pallone ne capisce, che è appassionato, si vede. Quindi molto bene Napoli per la cosa di YouTube e per l'interprete che è veramente di alto livello, sempre così. Poi molto bellino, abbiamo aumentato un pochino, molto bellino Nathan che dice proverò a parlare italiano, sto imparando, proverò a rispondermi in italiano. Che carino, già parli molto meglio di tanti napoletani, la battuta è inevitabile, già parli molto meglio di tanti, e tanti altri invece giocatori non si sono proprio preoccupati di imparare l'italiano. Riferimenti a chi volete voi. Bravo Nathan, ci piace questo. E gli chiedono insomma, alcune domande hanno anche poco valore onestamente. Che cosa hai provato a venire alle solite cose, non è che possiamo, perché poi quando il Napoli ha fretta di chiudere, grazie a tutti, e se ne vogliono andare a mangiare, lo capisco pure. Se poi le domande sono tutte inutili e si ripetono è normale tagliare corto sotto questo punto di vista, così. Però insomma gli chiedono hai preso il numero 3, è un numero che mi piace dalle giovanili, sì lo so che è appartenuto a Kim, è un giocatore bravissimo che rispetto, ma non c'è un grande collegamento tra le due cose, è più che lo teneva dalle giovanili. Cosa hai provato eccetera eccetera. Ragazzi, io mi sono scritto solo le risposte perché le domande alcune veramente lasciano il tempo che trovano, però lui dice io ho sempre lavorato affinché mi chiamassero, ha detto proprio chiamassero, bravissimo Nathan. E insomma poi se mi devo ispirare a qualcuno diciamo Thiago Silva e non c'è problema. La velocità, le sue qualità principali, velocità,
le coperture, la grinta e la tecnica. E insomma, se lo descrivi così, abbiamo fatto Thiago Silva, poi dobbiamo vederlo sul campo. Non solo Juan Jesus lo aiuta nell'inserimento nell'ambiente, io poi devo cominciare a parlare come Garcia, ambiente, la Champions, nell'ambiente lo aiuta anche Mario Rui, perché giustamente è il portoghese e quindi nella lingua, quindi è importante avere dei leader storici che possono aiutare anche l'inserimento dei nuovi, questo è importante, mi aiutano dentro e fuori. Posso giocare anche terzino se serve, ma lui si ritiene un difensore centrale o a sinistra, quindi intende anche a braccetto, però nel caso può giocare anche terzino, ma non mi sembra proprio il caso. Ovviamente nei momenti di grande difficoltà, ma anche lì ci puoi adattare Juan Jesus, Nathan deve crescere come difensore centrale. Fatemi vedere un attimo questa cosa. Ecco, perché lui dice, mi ha parlato dell'Italia Lucas Evangelista, e voi dite, ma come non lo conosci? Posso mai conoscere tutti i giocatori del mondo? Non me lo ricordavo Lucas Evangelista, e ve lo dico tranquillamente che adesso gioca nel Bragantino, quindi hanno potuto parlare. Nel 2014-2016 era all'Udinese, ma facette 4 partite 2016-2017, poi un periodo di prestito al Panathinaikos, altre 6 partite all'Udinese, insomma poca roba, non è che me lo potevo ricordare. E insomma Lucas Evangelista ha chiesto se lui ha chiesto qualche consiglio sull'Italia, Lucas Evangelista gli ha dato delle dritte sul campionato italiano. Parlavi, siete iscritti al canale Telegram? Iscrivetevi al canale Telegram, lo trovate sotto in descrizione e non vi perdete niente, anche i contenuti esclusivi che ogni tanto io faccio. Garcia, che cosa ti hai chiesto? Ci hai parlato? Lui molto onestamente dice ci ho parlato poco perché sto ancora imparando italiano. Potete parlare anche in altre lingue, però evidentemente col portoghese Luca Garcia pure avrebbe difficoltà, quindi sotto questo punto di vista si deve aspettare che impari l'italiano o che si vada con l'inglese o col francese o con lo spagnolo. È sicuramente uno spogliatoio internazionale sotto questo punto di vista. Ti piace fare i colpi di testa? Cioè, sei bravo sui colpi di testa? Ci sto lavorando. L'anno scorso non è che abbia fatto gol su colpo di testa, ma ci stiamo lavorando. Vabbè. Napoli città, come sono appassionati, bla bla bla. Il pressing degli attaccanti, questa effettivamente è una domanda interessante, e lui si rende conto che probabilmente è diverso rispetto al Brasile, però dice anche in Brasile stanno cominciando a pressare un pochino di più, però l'abbiamo visto negli highlights che ci sono praterie davanti ai difensori, quindi sotto questo punto di vista stai pronto Nathan, ritieniti pronto. E il gruppo e lo staff è molto tranquillo. Vabbè ragazzi, andiamo avanti, andiamo subito a quello che è il discorso di Cajuste, eccolo qua. Quindi chiudiamo, grazie a tutti, e poi tra un pochino facciamo Cajuste, chiudono la trasmissione, si riapre la trasmissione. Il ruolo, ovviamente Cajuste prima di tutto ragazzo educatissimo, cioè a ogni domanda thanks for the question, proprio veramente educato. Per quanto riguarda il ruolo, lui mi sa che ha detto, perché poi stavo pure controllando la chat eccetera eccetera, dice mi piace giocare da 6 e da 8. Da 6 e da 8, ovviamente il 6 io lo considero un 4, cioè il regista, però il 4 è un po' più il mediano. Nel calcio moderno si dice anche 6 e 8, io lo considero il 6, per me è il libero, vengo da quel calcio là, però da 6 e da 8 significa, e lo traduce bene il traduttore, sia da regista che da interno. Quando poi porti uno che sa parlare di calcio, quindi gli piacciono entrambi i ruoli, non c'è problema. Sono onorato di essere qua. Sabato ti vedi già in campo, e lui dice proprio il minutaggio non è la mia priorità, a me non interessa quanti minuti devo giocare, se gioco subito, a me interessa aiutare la squadra, sono un pezzettino, sono proprio un ingranaggio, pezzettino dell'ingranaggio generale, devo aiutare e non ho problemi, non si lamenterà se giocherà poco. Questo poi serviva perché quel centrocampo là è difficile da smuovere. Sono stato impressionato da tutti, il livello è molto alto, like already said before, come ho già detto prima, perché ci fanno sempre le stesse domande, sono impressionato, è surreale essere qui, insomma è stato catapultato da una piccola squadra francese nella squadra dei campioni d'Italia, lui lo ripete spesso, e quindi è un grande onore per lui. Quindi arrivare a Napoli è stata la più facile decisione della mia vita. Poi gli chiedono se è più propenso alla fase difensiva o a quella offensiva, e lui dice ma il l'obiettivo principale è lavorare sodo per il team,
team, insomma si mette a disposizione e fare la legna per il team, sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi non si sbilancia a livello tattico. E poi gli dicono: hai già incontrato un po' di campionato italiano, hai giocato contro l'Atalanta con il Michigan tanto tempo fa, I was long time ago, sono tosti ovviamente. E poi gli chiedono sul basket se hai già parlato con Kvara riguardo i Golden State eccetera eccetera. Lui non capisce la domanda perché evidentemente il ragazzo manco ha avuto il tempo di sapere che Kvara è appassionato di basket, e ovviamente si sa che Cajuste è anche appassionato di basket, origini americane. Lui sì, ha iniziato in Cina a giocare a calcio, ma era prima appassionato di basket, poi è passato al calcio, e insomma con Kvara ci deve ancora parlare. E poi individua un po' di profili che gli sono sempre piaciuti, come Witsel, Musa, Dembélé, Pirlo, Iniesta e altri. E quindi il ragazzo si è presentato, entrambi sono stati molto carini, cioè Nathan che cerca di parlare italiano, Cajuste è molto sorridente, entrambi molto sorridenti, entrambi disponibili, entrambi molto educati, e ci piace perché sono arrivati i criminali. Assolutamente no, non fa proprio parte di noi. Sono arrivati altri due bravissimi ragazzi che si faranno amare dalla piazza, perché sono sicuro che è così. Affrontiamola questa cosa al volo, perché esce questa cosa, ne abbiamo parlato ieri, non volevo fare un video dedicato, però il commento a questo tweet è doveroso, perché Tancredi Palmeri dice: lo dico da osservatore neutrale e smaliziato e malizioso. In una stagione in cui il duello scudetto Napoli-Juventus potrebbe riproporsi sul serio e livellato, non come l'anno scorso, non so quanto a De Laurentiis convenga prendersi di punta con i vertici federali. Ora, questa cosa la dico io nel video di ieri, di l'altro ieri. Mi possono attaccare gli altri tifosi, mi possono attaccare i miei tifosi, mi può attaccare chiunque, e tu dici: ma tu sempre il retropensiero, vittime, pagliacci, bla 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 eccetera eccetera. Però è un nostro diritto, visto quello che abbiamo visto, è un nostro diritto pensarlo. Ti stai facendo nemico, stai andando muro a muro con la federazione, attenzione, è un nostro diritto da tifosi vedere anche il marcio dove c'è, non dove non c'è, dove c'è. Però i giornalisti hanno sempre tentato di metterla sotto al tappeto sta storia, e di dire assolutamente mano sul fuoco, se no che ne parliamo a fare, se effettivamente è tutto manipolabile, tutto stabilito a tavolino e ci sono dei problemi, non ne dovremmo proprio parlare. E risulta, quindi quando un tifoso dice una cosa del genere, ma quando lo dice un giornalista, perché questo è un giornalista, questo è il corrispondente di Sport Italia, CNN, Al Jazeera, Gazzetta, BN Sport TV, Host Italia, Sicilia. Questo è un giornalista. Se un giornalista dice una cosa del genere, è un'ammissione di... non posso dire le parole perché sennò il video mi viene flaggato. È un'ammissione di una gravità inaudita. Aggiungiamoci che adesso, grazie a Grassani, sappiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda questa penale e tutto il contratto. Non è una situazione di non concorrenza, è una situazione di stare fermo. L'accordo è: il Napoli non ti chiede risarcimenti, danni per il fatto che tu ti svincoli, accetta che tu ti svincoli Spalletti, e mette la penale economica se tu decidi di cominciare ad allenare. Se cominci ad allenare subito può essere 1 milione lordo all'anno, così. Se cominci ad allenare tra 5 mesi probabilmente un poco meno di 1 milione, va a scalare, ma non ha importanza, è il principio che conta. Mi hai detto che tu vuoi rimanere a riposo, benissimo, e io accetto questa cosa qua, previa la penale se tu a riposo non ci vuoi più stare e hai nuovi stimoli, ti sei riposato un pochino, capisci che vuoi allenare, che sia la nazionale, che sia la federazione, che sia un club, non ha importanza in generale, quindi non è la cosa di non concorrenza. Questi 3 milioni li dovrebbe pagare Spalletti stesso, perché è con l'accordo con il Napoli, quindi se non lo fa Spalletti se lo deve accollare ovviamente la società che lo mette sotto contratto. Se la società non è un club ma è la federazione, lo deve fare la federazione. Il principio non è in discussione. Contemporaneamente io vi dico: De Laurentiis, se fai una menata di coriandoli è meglio un po' per tutti, perché sennò escono fuori le volte in cui la federazione ha chiuso un occhio sulla doppia
proprietà, ti ha dato la deroga e entriamo in un vortice di polemiche anche con le altre squadre, perché ho sentito cose assurde, altre squadre che poi dicono ma come si permette la Federazione Lega Calcio di pagare il Napoli, non è giusto. Non ci siamo, ragazzi, vivete sempre nel multiuniverso vostro dove tutte le regole sono fatte a piacimento e non ci siamo proprio, quindi questa è di una cosa di una gravità inaudita che venga detta da un giornalista. Se lo dico io lo posso dire, ma un giornalista che dice una cosa del genere è proprio grave e vi dà il polso, però vi dà la reale dimensione di quello, di come funzionano le cose e di cosa poterci aspettare. A margine, a chiusura, questa è l'ultima storia di Instagram, ne ha fatte un paio, di Gabry Veiga, lo stiamo ancora aspettando. Nel frattempo lui si sta allenando alla grande con il Celta Vigo, stiamo un pochino sta montando un po' di preoccupazione nei tifosi del Napoli. Dove sta? Ovviamente si presentavano Nathan e Cajuste e in chat non c'era altro che Veiga, presentate Veiga, dove sta Veiga? Veiga sta al Celta Vigo ad allenarsi con i compagni. Sarà scontento tra gli scontenti, questo non lo so, però la situazione al momento è questa qua. Poi se recupera Anghissà non lo sappiamo, lo sapremo domani. Se recupera Anghissà qua, io continuo a pensare Juan Jesus in vantaggio su Nathan e Olivera su Mario Rui, perché avevano degli acciacchi. Qua ci ho messo Elmas perché non so Zielinski che tipo di testa c'ha, se nel momento in cui, però se lui ha rifiutato, se ha deciso di rimanere e sta bene fisicamente, ovviamente qua ci va Zielinski e Elmas ci può andare qua al posto di Anghissà. Vi renderete conto. Raspadori, Opolitano o Lozano, siamo alle solite, ne abbiamo aggiunto un altro ai ballottaggi che poi diventano trillottaggi. E Veiga dove sta? C'è ancora Demme, c'è ancora Gaetano. Se non parte Zielinski, il Napoli deve lanciare il messaggio: noi vogliamo anche programmare per il futuro e già ci pigliamo Veiga perché è un'occasione clamorosa e lo devi fare. Però io vi dico, non state tranquilli, perché in teoria siamo coperti, perché questa è la situazione. Elmas, Zielinski, Lobotka, Cajuste, perché può tranquillamente essere considerato il vice Lobotka, e al posto di Anghissà io al momento ci metto Raspadori. Cosa vuol dire? Che se devi fare la partita un po' più difensiva, ovviamente, e se non è Anghissà, ovviamente è Elmas, ovviamente. Ma Raspadori, per come ho capito il precampionato, l'idea è quella, l'ha detto Garcia anche nell'intervista che ho ascoltato grazie agli amici abbonati, l'ha detto a DAZN. Raspadori può fare benissimo la mezzala, può fare l'esterno, può fare anche la punta. Ovviamente è una mezzala più offensiva. Se devi fare legna, Cajuste, Lobotka, siamo numericamente coperti. Poi come caratteristiche è un altro paio di maniche. Ma numericamente siamo coperti. Ricordatevi che deve uscire ancora Gaetano e deve uscire ancora De. Se arriva Veiga e si fa un'operazione come Raspadori l'anno scorso, che forse si poteva anche evitare, ma se non sapevi come ti andava con Kvara, non sapevi come ti andava il futuro Mertens servivo, ecco che il Napoli lo fa. Se fa il Veiga, molto molto bene. Se non lo fa, dobbiamo stare tranquilli lo stesso. Mi dovete credere, mi dovete stare a sentire, perché non vi preoccupate. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo domani live, vi abbraccio, vi bacio e state in campana con gli occhi aperti, perché la palla è rotonda, ma molto spesso se è così, goal line technology non è goal. Vi penso un po'? Lasciare di una